Allora, gli obiettivi di questa tua iniziativa oggi ad Agrigento, ma sarai anche in altre zone della provincia per raccogliere consensi e fare le liste, che tipo di prospettiva abbiamo? Ma noi siamo partiti con uno schema iniziale di 2 liste, prima ovviamente delle elezioni di Messina, dove abbiamo sperimentato un modello col quale abbiamo ragionato anche con Dino Giarrusso di lanciare quella che comunque è stata anche per i 5 Stelle una strategia di collegamento diretto tra chi oggi ha la responsabilità di movimenti politici e il singolo elettore, e ci siamo inventati questa strategia delle liste di testimonianza che hanno affiancato le liste robuste. Lì a Messina abbiamo fatto 9 liste, 3 erano state tarate per conseguire il 5% e 6 le abbiamo aggiunte per consentire ai normali cittadini, anche che non hanno fatto politica, di scendere in campo direttamente e dare un contributo diretto alla campagna elettorale. È finita che grazie alle 6 liste di testimonianza fatte dalla casalinga piuttosto che dal libero professionista, da gente che comunque si è sentita chiamata e ha risposto, perché il centrodestra e il centrosinistra a Messina si erano messi d'accordo per ammazzarci. E allora abbiamo lanciato questa strategia che ha fatto la differenza. Noi abbiamo vinto a Messina col 45,5% al primo turno e le liste di testimonianza, le 6 liste tutte assieme, hanno conseguito il 7,50%. Sulla scorta di questo successo, allora abbiamo stabilito di lanciare questo modello in ambito regionale. Quindi noi stiamo lavorando in questo momento su 3 liste forti, che sono quelle che oggi stanno, vedete, nel nostro brand comunicativo, e le 6 liste di testimonianza che sono l'appello che stiamo lanciando a tutti quanti di dare un contributo per cambiare questa Sicilia. Chiunque può partecipare a cambiare la Sicilia, non ci sono scuse stavolta. Semplice, non accordandosi con chi l'ha ridotta in queste condizioni, né a centro, né a destra, né a sinistra. Basta che ti lei con un pezzo di questi personaggi e ti contamini. Semplice, e astenersi nel mangiare la mela del peccato, giusto Dino? Esattissimo. Anche perché c'è chi, alleandosi con i partiti che diceva di contestare, ha snaturato se stesso, e adesso assistiamo a uno psicodramma di una forza politica alla quale io ho fatto parte, essendo convinto di determinati valori, che adesso si è svenduta a un'altra forza politica e dipende dal PD, ed è molto triste. Quindi io ho sposato la campagna elettorale di Cateno per il sindaco di Sicilia, anche perché Cateno De Luca è una persona che ha dimostrato di saper amministrare. Quindi in questo tour stiamo contestando la pessima gestione della regione, ma stiamo anche portando la testimonianza di chi ha saputo amministrare. Andate a vedere tutti i dati sul comune di Messina, come è cambiato nei 4 anni in cui Cateno De Luca è stato sindaco, in meglio. Ecco, insieme alla giusta protesta, perché i siciliani sono stanchi ed è giusto aiutare e supportare chi è stanco della pessima gestione Musumeci, ci va anche la proposte concrete e testimonianza di aver saputo amministrare. Si può amministrare bene un comune, si può amministrare bene la regione, se non si è appunto invischiati nei soliti giochetti di favori politici che ben conoscete. E ne voglio approfittare per dire al mitico Lillo Mannino che la sommatoria di 3 falliti fa un grande fallimento. E giustamente lui ha detto ai suoi ragazzi, a Raffaele Lombardo, a Totò Cuffaro, a Romano, e poi si è tirato così, li ha messi sullo stesso piano. Infatti so che Lombardo si è incazzato, perché mettere Turano sullo stesso piano di Lombardo e di Cuffaro è una deminuzia ovviamente per Cuffaro e Lombardo, però ce l'ha messo pure per una questione di numeri. E Lillo ha detto a questi ragazzi: mettetevi assieme, fate una lista unica, perché rischiate che vi finisce come a Messina. A Messina com'è finita? Che noi, nonostante eravamo in una competizione elettorale difficile dove tutti quanti erano concentrati ad ammazzarci, non abbiamo voluto l'appoggio né di Cuffaro, né di Lombardo, né di Romano. L'UDC riteneva di fare scintille per i fatti propri. Il risultato: Lombardo, Cuffaro e Romano tutti assieme hanno preso il 2%.
l'UDC ha raggiunto a malapena il 4%, ma vi assicuro che se si mettevano assieme non facevano la sommatoria, ma anche al 5% arrivavano. Poi c'è stato il Bondino Giarrusso che ha dato il colpo di grazia ai 5 Stelle con i suoi 2 interventi e onestamente anche 5 Stelle non ha raggiunto la quota, la soglia del 5%. Vedete, questo è uno schema oggi che si ribatte in ambito regionale perché certi zombie della politica sono le nostre suggestioni che li tengono in piedi, perché ancora ci facciamo suggestionare da certi nomi, quando invece dovremmo stare lontani per tutto ciò che noi vediamo. Se ancora non abbiamo le strade qui non è né per Cateno De Luca né per Giarrusso, è perché ha comandato come Lillo Mannino e come ancora i pupari politici che abbiamo nominato. Se manca l'acqua non è colpa di Cateno De Luca o di Giarrusso, è esattamente ancora di questi personaggi che devono essere pensionati ovviamente ormai definitivamente da parte del popolo. Questa oggi è la questione. È un momento epico, mi permetto di dire, perché nessuno ha avuto il coraggio come noi di mettere in piedi una strategia e soprattutto di far scendere in campo i siciliani, perché noi non stiamo candidando deputati uscenti, quindi non stiamo attingendo alla nomenclatura che è da questo punto di vista contaminata da questa logica di pupi e di pupari. Quindi oggi i siciliani hanno realmente la possibilità non solo di votare un progetto radicalmente alternativo, ma anche di scendere in campo con le liste di testimonianza, quindi ne approfitto della vostra presenza. Questa è la fase, il tour dell'arruolamento. Qualunque siciliano o siciliana ha a cuore la Sicilia ci può contattare per scendere in campo. Questo è il senso oggi di questo tour che stiamo facendo in tutta la Sicilia. Per il futuro un tipo di alleanza Cateno De Luca farà? Dicono, in caso di vittoria e non ha una maggioranza, facciamo delle ipotesi, giusto per capire il pensiero politico, cioè le alleanze, si va avanti con le alleanze. Se lei vince come presidente, come governatore, però sicuramente avrà bisogno anche un'alleanza, una maggioranza. Prendete nota di quello che dico, noi vinceremo col 41%. Dino era convinto che col 39,9, poi ho fatto vedere qual era la provincia dove c'era qualche voto che mancava nei nostri conti. 41% sarà eletto De Luca sindaco di Sicilia. Non avrà la maggioranza, perché già sono conti fatti, arriveremo massimo a 30 deputati, compreso il listino, e quindi si porrà il tema di come ampliare. Ovviamente qui scende in campo l'intuizione di Dino Giarrusso che quando l'ha pubblicata, l'ha resa pubblica, mi sono fiondato subito a Roma per parlarne, di lanciare una strategia Sud chiama Nord sulla quale ci siamo già confrontati e abbiamo avviato il progetto. Questo consente ovviamente di fare una scelta per le elezioni nazionali. Non state tranquilli che non ci saranno elezioni anticipate. Stanotte ho parlato con Draghi e mi ha detto che verrà fondamentalmente svuotato il 5 Stelle, quel che rimane, se non rientrano subito, come direste voi ad Agrigento, li sminchiano e quindi prenderanno ancora deputati e deputate, passeranno con Di Maio e comunque si continua, anche perché ormai nessuno vuole rinunciare a 8.000 euro al mese, sono 8 mesi, sono 64.000 euro, ognuno ha la moglie o il marito e onestamente o l'amante, per carità di Dio, quindi sono tutti contrari ad andare a votare. Da questo punto di vista non c'è nessun problema. Questa strategia ci consente ovviamente di chiudere un'alleanza e lo si vedrà dopo le regionali. Noi andiamo alle regionali con le mani libere, ma di cui si occuperà Dino Giarrusso. Io sono, da questo punto di vista, rappresento il progetto Sud chiama Nord in Sicilia. Il nostro leader in ambito nazionale già ovviamente si sta muovendo nelle altre regioni e sa eventualmente come dovrà chiudere questa partita. Ad Agrigento come sta andando? Se ci aggiorni, so che ci sono già delle personalità, c'è per esempio l'ingegnere Furioso che lei ha nominato nella sua giunta, ma in generale che tipo di risposta si aspetta da una provincia che da sempre è ultima in tutte le classifiche? Noi già qua siamo a quasi 4 liste chiuse, onestamente per il lavoro fatto. È ovvio che oggi per noi è una giornata cruciale
perché ci attendiamo e abbiamo tutta una serie ovviamente di incontri per arrivare a una chiusura, non dico totale ma quasi. Lasceremo aperte, per una questione anche strategica, le 3 liste principali fino a fine luglio, quindi lo voglio dire anche a coloro che pensano di aspettare settembre, magari l'ultimo giorno utile, per cercare di infilarsi al nostro interno. Noi non siamo il taxi di nessuno.